Una buona domenica telespettatrici e telespettatori di TV7, bentrovati ad un nuovo appuntamento con il Sindaco Risponde. Buona domenica a Sergio Giordani, Sindaco di Padova, ospite nei nostri studi. Buona domenica a tutti voi. Allora Sindaco, come sa la puntata della domenica, insomma noi la dedichiamo a aggiornamenti su quella che è forse la principale opera in città, insomma in via di realizzazione e da qui ai prossimi 2 anni, forse 2 anni e mezzo, credo che insomma farà molto parlare di sé. Stiamo parlando del tram, insomma il maxi progetto legato al tram. In questi giorni sono partiti i lavori nell'area del Ponte Onizzolo. Allora andiamo a vedere il servizio, perché in questi giorni abbiamo fatto un po' un giro insomma con le nostre telecamere per fare un po' il punto della situazione. Allora vediamo il servizio e poi ci aggiornerà un po' sui lavori per il tram. Sentiamo. Ormai i padovani lo sanno, a ogni nuovo cantiere del tram che parte corrispondono nuove modifiche della viabilità. Dopo i lavori su via Gozzi e via Morgagni apre il cantiere sul Ponte Onizzolo, collegamento tra le 2 vie, che durerà almeno fino a metà settembre. Si parte con la rimozione delle tubazioni del gas e delle strutture di supporto. Poi, per rafforzarne gli appoggi e l'impalcato, il manufatto sarà sollevato di circa 50 cm tramite martinetti idraulici. Una volta riposizionato si procederà con la realizzazione delle piattaforme tranviarie. Questo sarà uno dei cantieri su strada più complessi tra quelli previsti per la realizzazione del SIR 3, l'ennesimo cantiere in città che si aggiunge a quelli già iniziati lungo le vie Piovese, Tommaseo, Gozzi, Morgagni e in piazzale Stazione. Ma quali modifiche questo cantiere comporta alla viabilità della zona? Nulla cambia per chi dalla stazione va verso gli ospedali. Chi dagli ospedali va verso la stazione dovrà fare il giro più lungo passando per la Stanga. Avvicinandosi al ponte si dovrà obbligatoriamente svoltare su via Loredan. I mezzi pubblici dovranno svoltare in via Belzoni. Mi pare di capire, Sindaco, che anche questo è un intervento che ha una sua complessità, perché se non ho capito male i tubi da laterali verranno messi sotto il ponte. Alzare il ponte per mettere a posto i tubi sotto i servizi classici. La fortuna è che possiamo alzarlo con martinetti. Per cui fino a più o meno metà settembre, fino a settembre sono i lavori. Io so che stiamo creando dei disagi problemi, questo era chiaro. Però chiedo a tutti quanti di portare un po' di pazienza, per poi quando fine 2026 sarà pronto il tram, cambierà la città. A parte la SIR 3 partirà prima, però quando sarà completato tutta la viabilità del tram, cambierà completamente la viabilità. Vi ricordo solo, provate a pensare alla Sella senza tram. Ecco, in quel caso lì aggiungiamo addirittura una carrozza, un vagone, perché non è sufficiente oggi per portare in maniera fare un trasporto di qualità, non è sufficiente, per cui lo Stato ci ha dato ulteriori risorse per aggiungere un vagone, una carrozza, per cui qualche disagio lo creiamo. Siamo a questo periodo posta, senza scuole, in cui c'è meno traffico, cerchiamo di essere più attenti possibili ai disagi che creiamo, però un po' di sacrificio, pensate, quando sono 26 km totale da mettere a posto, da tagliare la città, mettere a posto sotto servizi, acqua e gas, non solo, perché oltre ai nostri lavori ci sono anche quelli del gas che ogni tanto sono delle perdite, per cui stanno indagando dove sono le perdite, l'acquedotto, ma sono tante cose vecchie, non sotto servizi, cose che capitano ulteriori, e poi ci sono. Stiamo mettendo a posto l'Istituto dell'Arte, per cui stiamo Selvatico, stiamo mettendo a posto quello. Inizierà la questura, l'ospedale, l'ex scherma piave. Sono talmente tanti lavori da fare in tutte le città, no, non è solo il tram, sono tantissime cose, tantissime. Alla fine Padova avrà come provincia con le scuole, 38 milioni di scuole medie e superiori, le medie inferiori, quasi 3 miliardi di investimento. È chiaro che il disagio ci sarà, però Padova cambierà, non domani, tra 6-7 anni. Pensate all'alta velocità, la stazione, pensate a quante cose. È chiaro che qualche problema ci sarà, però vi garantisco che da 6-7 anni non ci sarà più, ci sarà qualche altro. Veramente cambierà in positivo. Quanta gente, quanti turisti sono a Padova? E tutti apprezzano la città. Sì, c'è qualche problema di viabilità. Questi turisti vanno anche trasportati in qualche modo verso il centro della città, però cosa si sente di dire
a chi ritiene il tram un progetto vecchio, vetusto, non in linea con le grandi città europee? Il trasporto di massa ha solo due situazioni. Uno, o il classico tram, tipo Milano, o questo, non ce ne sono altri. Non esistono tutte le fantasie qua, non c'è niente. Perché se uno investe negli autobus, e noi stiamo investendo negli autobus elettrici, ma mettere il trasporto di massa si fa solo o col tram questo o l'altro. La capacità di trasporto oraria cambia nettamente tra l'autobus e questo. Ma questo perché il tram ha corsie riservate, non risente del traffico? Ha una capacità diversa, è sempre presente ogni 3-4 minuti. È una logica totalmente diversa. Le altre città non lo stanno facendo, non lo so, io sono convinto che stiamo facendo un'operazione positiva. Il Ministero stesso ci sta finanziando ulteriormente perché è d'accordo su questo modo di trasporto. D'altronde provate a pensare su una cosa, togliamo il tram nella cella, provate a togliere il tram e vedete cosa succede. Dopo, può essere stato giusto o no all'inizio del progetto, però vi ricordo, è stato fatto una linea. Non è che uno può cambiare modalità e buttare via quello fatto, vuol dire veramente disastroso, buttare via risorse. L'altro abbiamo fortuna di aver avuto un finanziamento importante sul PNRR, vuol dire quasi 500 milioni, su questo è stato confermato dal Ministero, per cui è confermato anche sulla validità, non solo sul fatto, perché non è che il PNR ti i soldi così a caso, va certificato e ha detto sì, questo sistema funziona. Speriamo che qualche altra città lo faccia. Io sono convinto che sarà molto positivo. E invece, tra l'altro, anche a dimostrarlo, ci sono sempre più comuni con termini a voi che chiedono che il tram arrivi insomma fino ai loro territori. Da questo punto di vista le interlocuzioni con gli altri comuni come procedono? Noi stiamo progettando in continuazione altri pezzi di linea, perché sembra che a fine anno il governo dia accesso a ulteriori finanziamenti per modalità di massa. Allora, se uno ha già il progetto fatto, certificato, può accedere all'intervento. Stiamo parlando adesso nel caso più specifico per quanto riguarda l'università Agripoli, Salegnaro, è il più avanzato, credo. È il più avanzato assolutamente. Sarebbe anche interessante e saremo pronti come progettazione. Se a fine anno ci sono ulteriori risorse per quanto riguarda questo trasporto, noi siamo già pronti. Fermo restando, credo, Sindaco, che se queste risorse non ve le danno, voi non avete la possibilità assolutamente di... Nessun comune può sopportare una cosa del genere. Pensate, 500 milioni per queste due linee, tanto per dare un'idea. Il bilancio totale è 600 milioni. Sì. Però ci sono, come dire, c'è magari la speranza che il fatto che ci sia già un progetto così avanzato, finanziato dal PNR e apprezzato anche da Roma. Lo chiedono tanti comuni. Sono convinto che sarà una cosa molto positiva, però basta avere le risorse e fare i progetti. In questo caso i progetti sono già finanziati da parte dello Stato, li stiamo facendo e se per caso c'è l'accesso ai fondi per quanto riguarda che sono europei, che sono nazionali per il trasporto pubblico, noi saremo pronti. Comunque state lavorando anche sugli autobus, state ammodernando la flotta insomma, del trasporto pubblico anche per quanto riguarda gli autobus. Ha avuto una grossa difficoltà, lo sappiamo tutti, ha avuto un impatto col Covid micidiale. Bus Italia, per fortuna, con l'aiuto della Regione, dello Stato, del Comune e della Provincia, siamo riusciti a evitare il fallimento di Bus Italia. Bus Italia stessa ha investito molto, vuol dire Ferrovie dello Stato. Per cui ce la siamo cavata. Quando mi dicevano, Bus Italia mandalo via, non assolve i propri compiti, ragazzi, mandiamo via il trasporto e chi lo fa? Per fare una gara ci vuole un anno, cioè tutte cose realistiche. Alla fine sta funzionando un po' alla volta, sta rimettendosi in sesto, c'è il maestro delegato, il Gino Colè che è bravo, collabora con la provincia, col comune. Certo, ognuno vorrebbe l'autobus a disposizione con più frequenza, sono cambiate le logiche, però il trasporto, ad esempio per quanto riguarda il locale funziona abbastanza bene, quello suburbano, vuol dire tutti i comuni, ha qualche mancanza, per carità, stiamo cercando di implementarla. L'importante è che funzioni e sta funzionando. Non posso pensare, abbiamo avuto un momento difficile quando non avevano autisti, non arrivava l'autobus. E un ragazzo deve andare a scuola, non arriva all'autobus, non va a scuola. Ma il ragazzo è contento, però non credo i genitori.
E per cui è stato un momento difficilissimo e siamo riusciti a mettere d'accordo tutti quanti, regione, provincia, comune, Bus Italia. È stato uno sforzo che garantisco molto molto importante. Diciamo che spesso magari, visto che è passato un po' di tempo, lo si tende a sottovalutare. Il Covid ha rappresentato una mazzata, non solo da questo punto di vista, ma da molti punti di vista, incredibile anche per i comuni, per le amministrazioni. Solo passare il Bus Italia passa il 45% di frequenza, perché non aveva più risorse in liquidità. Molti salivano gratis obiettivamente perché non c'erano molti controlli, sono aumentati i prezzi. Adesso noi tendiamo a dimenticare tutto quanto, ma il Covid è stata una cosa incredibile. Ma vi ricordate che io ogni tanto mi ricordo che mandavo in giro la protezione civile a dire non uscite dalle case. Padova era deserta, passavo io a guardare, non c'era nessuno. Arrivavano salme da Bergamo, da Seriate, col vescovo, 98 salme sono arrivate, per non ce la facevano più. È successo qualcosa di incredibile. 2000 volontari portarono medicine senza protezione, ancora non sapevo niente, non sapeva niente del pericolo. 2000 persone che portavano medicine, portavano disabili in ospedale, pasti, buoni alimentari. Veramente siamo stati una città fortunata sotto questo aspetto, perché ha reagito in maniera positiva e ce la siamo cavata, tanti morti, però ce la siamo cavata. E chi contesta i vaccini, faccio ancora fatica a capire queste cose qua, però noi ce la siamo cavata bene, il vaccino ha evitato milioni di morti, io sono soddisfatto come ha reagito la città, ha reagito in maniera eccezionale, il volontariato, tutti quanti, le aziende ospedaliere, gli infermieri, i medici hanno lavorato come disgraziati, ore e ore e ore, un periodo terribile, siamo dimenticati tutto. Ah no, beh, insomma, ce lo ricordiamo. No, la gente sa anche, forse fa bene dimenticare, è stata una cosa, io ancora nella mia mente, quando arrivavano i camion militari al cimitero maggiore, con le salme da Bergamo e Seriate, ragazzi, questo non lo dimenticherò mai, certo. 98 salme. Una brevissima pausa, torniamo tra poco con la seconda parte del Sindaco risponde, rimanete con noi.